Il calcio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con il rugby. Un altro fine settimana di impegni per la prima squadra del Benetton Rugby. Stasera, venerdì 13 ottobre, alle ore 20, i Leoni affrontano l'ultima amichevole in programma della loro prestagione contro USAP Perpignan. I biancoverdi giocheranno in trasferta allo stadio Stade Aimé Géral contro i transalpini, compagine di grande tradizione del top 14. Per la formazione di coach Marco Bortolami si tratta del terzo test prestagionale, l'ultimo prima dell'inizio dello United Rugby Championship previsto per sabato 21 ottobre a Cardiff. I Leoni, nelle prime due uscite contro Ulster e Zebre, hanno portato a casa altrettante vittorie e questa sera in terra francese vorranno confermare quanto di buono fatto le scorse 2 settimane. Passiamo al volley. Le campionesse d'Italia della Prosecco Doc Imocco Conegliano affrontano domani la prima trasferta di campionato della stagione in terra piemontese. Alle 18:30 arbitri Boris e Rossi sul campo della Onda Olivero San Bernardo Cuneo per la seconda giornata di campionato di Serie A1. Dopo la vittoria con Trento nella prima giornata, inizia una serie di 5 trasferte consecutive per le campionesse d'Italia, comprensiva anche della Supercoppa del 28 ottobre a Livorno. Sfida in famiglia per le due Hack, con Isabelle, bomber di Conegliano, e Anna neoarrivo nella squadra piemontese. 13 precedenti con finora nella storia solo vittorie di Prosecco Doc Imocco Volley. Parliamo di basket. Terza giornata di campionato di trasferta isolana per la NutriBullet Treviso Basket, che è partita oggi per la Sardegna, dove domani è in programma l'anticipo con il Banco di Sardegna Sassari al Pala Serra di Migni. Si gioca domani sabato alle 19:30, arbitri Baldini, Giovannetti e Marziali. Un match tra due squadre ancora a secco di punti in classifica dopo i primi 2 turni. Squadra al completo per TVB. E da oggi alle ore 18 inizia la vendita per la gara di domenica 22 ottobre alle 17 al Pala Verde, il derby con l'Umana Reyer Venezia. I biglietti si acquistano su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. La società trevigiana informa che i prezzi variano in quanto partita di cartello. E domenica 15 ottobre a Treviso va in scena uno degli ultimi appuntamenti della stagione provinciale dell'atletica in pista. Le pedane degli impianti sportivi di San Lazzaro ospitano la 9ª edizione di Ricordando Adriano, manifestazione di lanci dedicata ad Adriano Di Donè, apprezzato tecnico, dirigente e giudice di gara scomparso nella primavera del 2014. Nel lancio del peso si affronteranno i partecipanti all'ormai tradizionale meeting organizzato dall'Atletica Stiore e dalla Nuova Atletica San Lazzaro, in collaborazione con il Comitato Provinciale della FIDAL. Atleti in arrivo da tutta la regione. Inizio gare alle 9:30 con le combinate giovanili, dalle 12 le gare assolute di getto del peso. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.